Finale di stagione per Sardegna Impresa Talk, benvenuti a tutti nel canale tematico dell'assessorato regionale all'industria dedicato al mondo delle imprese e alle grandi tematiche che influenzano gli aspetti del fare impresa oggi. È stata una stagione ricca di spunti e di argomenti durante la quale abbiamo trattato temi di stretta attualità sempre con una visione proiettata verso il futuro. Ci siamo occupati di intelligenza artificiale, delle opportunità e delle sfide per la nostra isola in questo momento assolutamente innovativo e che conosce ogni giorno nuove fasi di crescita. Ci siamo occupati anche dei territori che lottano contro lo spopolamento e che cercano nuove chiavi di sviluppo attraverso piani che, partendo dal marketing territoriale, hanno come obiettivo quello di riportare la popolazione a scoprire ma anche amare e vivere i centri dell'isola affascinanti ma sempre meno popolosi. Nel nostro lungo viaggio abbiamo trattato anche temi delicati, al centro della cronaca, al centro dei progetti interculturali di promozione, come la parità di genere, con le sfide lanciate dall'Europa e dunque gli obiettivi posti ai Paesi membri. E nell'isola, dove il mare rappresenta molto più di una stagione balneare, abbiamo anche navigato nei numeri della nautica. E allora iniziamo da dove ci eravamo lasciati, iniziamo dall'intelligenza artificiale, dai suoi campi di applicazione e anche le regole alle quali il suo uso deve sottostare. E tra i vari campi di applicazione, ve lo abbiamo mostrato, c'è anche la medicina, ve lo riproponiamo. Qual è l'applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno della sanità? Quali sono i vantaggi anche nell'ambito della diagnosi? Sì, grazie ancora dell'invito. Da 5 anni abbiamo vissuto questa nuova rivoluzione. Si tratta di una rivoluzione basata che fino a 5 anni fa era veramente inimmaginabile. Oggi, grazie all'intelligenza artificiale, riusciamo ad avere degli esami molto più veloci. Recentemente abbiamo installato al Materolbia una risonanza magnetica 3 Tesla con intelligenza artificiale che grazie a questi algoritmi riesce ad abbattere il rumore delle immagini e a ottenere più o meno nella metà del tempo degli esami di altissima qualità. Questo si traduce in più pazienti che possono accedere a queste apparecchiature e quindi una riduzione dei tempi d'attesa. Ma la diagnosi l'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo della diagnosi sia anche in quella che viene chiamata medicina predittiva, cioè il fatto di andare a prendere le immagini del paziente. Oggi ogni paziente che entra in ospedale è un serbatoio di immagini perché per iter terapeutici è sottoposto a TAC, a risonanze magnetiche. Allora, queste immagini possono essere analizzate dall'intelligenza artificiale e utilizzate per supportare il clinico nella scelta della migliore terapia oppure per identificare delle aree a rischio da porre all'attenzione del clinico. Quindi oggi in sanità l'intelligenza artificiale aiuta il medico in tutto il processo terapeutico. E in realtà noi stiamo parlando di una raccolta dati, perché le immagini sono dei dati che vengono lette in questo caso dall'intelligenza artificiale. La riduzione dei tempi che lei diceva è importante, a maggior ragione in una regione come questa dove le liste d'attesa sono lunghissime. Ma di dati parliamo anche con Marco Uras, perché la vostra Wydata nasce, dicevo, come azienda spin-off dell'Università di Cagliari e si propone proprio per lo studio dei dati di traffico all'interno delle città. L'obiettivo è quello di trasformarle delle città intelligenti. In realtà il monitoraggio avviene sui trasporti dal punto di vista anche ambientale e anche quello dell'affluenza. Intanto Uras, che cos'è una città intelligente rispetto a quelle nelle quali noi viviamo? Oppure magari viviamo già in una città intelligente e non lo sappiamo. Può essere. In realtà una definizione di città intelligente è un po' complicata da dare. Quello che si dice in letteratura è che una smart city è un contesto urbano ad alte prestazioni. E lo possiamo immaginare come tanti domini che sono mappati sui servizi della città, che sono messi a fattor comune e correlati da un fil rouge che sono le tecnologie emergenti. E quindi l'IoT, l'intelligenza artificiale e i big data analytics. E con Wydata quello che facciamo è mettere
ha valore una catena tecnologica che vede l'intelligenza artificiale al suo apice, però in realtà quello che succede è che questa catena tecnologica è composta da dispositivi che generano appunto i dati di cui stiamo parlando, che in qualche modo devono essere comunicati, analizzati e solo alla fine possono essere dati in pasto all'intelligenza artificiale che su questi dati prende le decisioni. E quindi portare tanti dati verso un punto di interscambio, che è una piattaforma unica che può essere data a servizio dell'amministrazione o di organizzazioni private appunto per prendere delle decisioni. Avvocato, vengo da lei perché, come abbiamo già visto in questa porzione di trasmissione, l'intelligenza artificiale, ma lei lo sa molto meglio di noi e ce lo racconta, è entrata a far parte delle nostre vite e anche delle nostre aziende, dall'utilizzo all'interno dei sistemi di analisi dei dati di traffico che possono essere a vantaggio degli enti pubblici, alla sanità, e vedremo anche cosa succede nell'ambito delle imprese. Ma esiste una normativa? A che punto è l'Italia e a che punto è l'Europa? La evoluzione dell'intelligenza artificiale, soprattutto quella degli ultimi mesi, è stata così veloce che ha colto di sorpresa tutti, anche i legislatori. La necessità di una normativa sull'intelligenza artificiale si è affermata a livello globale, ormai tutti sono consapevoli che siano necessarie delle norme. L'Unione Europea si è avviata su questo percorso già nel 2021 e tra poche settimane diventerà legge una norma che si chiama AI Act, cioè la legge sull'intelligenza artificiale, che sarà la prima normativa mondiale strutturata, quindi l'Italia partecipando ed essendo parte dell'Unione Europea potrà beneficiare di quella che è la prima normativa che progressivamente diventerà operativa entro 2 anni, quindi entro il 2026. Questa normativa è molto importante perché disciplina i diversi sistemi di intelligenza artificiale sulla base del livello di rischio. La nuova norma europea dà molta enfasi sul principio di trasparenza, cioè significa che quando viene utilizzata l'intelligenza artificiale noi lo dobbiamo sapere, se parliamo, se chattiamo con qualcuno o se stiamo parlando con un avatar, dobbiamo sapere che quello è un avatar, per quanto realistico possa essere. Se vediamo un video realizzato con un'IA, questo deve essere scritto da qualche parte, proprio per evitare che noi possiamo essere ingannati, no? Pensate ai fake, quindi ai finti video che possono essere utilizzati per le truffe o per le campagne elettorali. E questo è molto importante perché noi dobbiamo percepire l'intelligenza artificiale come un'opportunità e non come un rischio, e quindi dobbiamo essere in grado di capire quando ci troviamo di fronte a una. E di intelligenza artificiale e anche della sua applicazione si è parlato anche durante Make Fair Sardinia, la fiera degli innovatori digitali che ci ha consentito di conoscere una nuova realtà, fatta di ricette succulente ma realizzate con la stampante 3G e anche di droni militari all'avanguardia. Una puntata speciale registrata in esterna perché siamo andati a scoprire cosa proponeva Maker Fair Sardinia, la fiera dell'innovazione digitale dei creatori digitali che si è svolta a Olbia. 1 a 2 giorni in cui abbiamo scoperto le intelligenze in evoluzione, l'uso da parte degli artigiani, che sono i veri artigiani della nuova era, dell'intelligenza artificiale e quindi nei suoi vari ambiti di applicazione. È lì che vi portiamo, Maker Fair Sardinia. Ed è proprio qui che si sono dati appuntamento i creatori, gli innovatori digitali. Provengono da tutta la Sardegna, dall'Italia e da molti paesi del mondo. Scopriremo qual è l'uso che fanno dell'intelligenza artificiale all'interno della loro professione. Allora, con Sardegna Impresa Talk andiamo a scoprire le intelligenze in evoluzione. Che il mondo dei creativi e creatori incontra l'intelligenza artificiale e cosa succede? Un po' quello che state cercando di capire qua in questa sede.
Assolutamente sì, questa terza edizione di Maker Faire Sardegna è dedicata all'intelligenza artificiale e soprattutto all'impatto che questa tecnologia ha sui maker, cioè sugli artigiani digitali. È commestibile, per capirci? È tutto commestibile, questa è tutta stampante alimentare, per esempio abbiamo stampato, qua vede la ricotta, poi comunque l'altra ricotta, il sedano rapa, c'è l'avocado e stampiamo anche composte di mirtilli, andiamo dalla carne al pesce, ai latticini, quindi possiamo stampare qualsiasi alimento. E sono gli uomini che istruiscono anche i droni navali, perché nel settore navale si usano appunto dei droni che sono capaci di individuare le distanze tra le varie navi, di controllarne i movimenti, soprattutto in fasi di manovra delicata. All'interno delle accademie navali trovano spazio i maker, i creatori digitali. Succede in Danimarca. Noi abbiamo incontrato un ingegnere navale, creatore digitale, che appunto è specializzato nella creazione e progettazione dei droni che sono inseriti all'interno direttamente dell'Accademia Navale. Le abbiamo strappato una battuta. Lei tutto questo nel suo paese, lei se non sbaglio arriva dalla Danimarca, lo fa vedere anche all'interno delle scuole, cioè come il mondo accademico abbraccia questa tecnologia. We are working on a naval academy, so the students are 25 to 35 years, have been sailing for many years, and this is the future, so they have to know how this system is working to be able to handle it, to get the best out of it. Things are moving every day. Okay. Ecco, questo è il futuro che però è già arrivato, ma poi c'è anche un'altra faccia della medaglia della nostra isola, è quella dei paesi, spesso del centro Sardegna, che combattono il fenomeno dello spopolamento, con piani di sviluppo locali capaci di cambiare i connotati del paese che li adotta, senza però stravolgerne né la storia e neanche l'identità. È il caso di Tadassuni. Sardegna Impresa Talk ha seguito un'intera giornata dedicata a Invest in Tadassuni, riabitare in Tadassuni, con uno slogan importante che accompagna Invest in Tadassuni, composto da 3 parole: sognare, credere e fare. E oggi ne parliamo con il sindaco, che intanto ringraziamo di aver accettato il nostro invito, Pierpaolo Pisu, sindaco di Tadassuni. Invest in Tadassuni, sognare, credere e fare. Come si sviluppa questo progetto? Vedere Tadassuni e vedere le potenzialità di alcuni nostri territori molto vocati appunto ad essere riabitati. Tadassuni è situato al centro della Sardegna, pochi chilometri dalle 2 superstrade, proprio al punto di incrocio delle stesse, e con un clima mite sul lago Modeo, bellissimo, uno scorcio di vista bellissimo, esposto a mezzogiorno, un ambiente dove i limoni, dove gli aranci, dove i mandarini crescono spontaneamente e ricchi, un bellissimo ambiente climatico ed una bellissima vista sul lago. Una piccola comunità, pochi abitanti, siamo intorno ai 150 abitanti, che ha mantenuto delle caratteristiche importanti però anche nel suo centro abitato. E allora nel prendere questo incarico mi sono posto il problema di capire cosa eravamo e dove appunto potevamo arrivare, seguendo un percorso proprio di progettazione, di pianificazione, di sviluppo, che le 3 parole che lei ha appena enunciato spiegano benissimo. Ovviamente nulla viene inventato e nulla nasce per caso, e tutto deve essere guidato da un verbo essere, e da un futuro che deve essere appunto pianificato. E quindi era necessario studiare le potenzialità del territorio, capire dove queste potenzialità potevano essere collegate e quale metodo usare per arrivare a questo. Coinvolgendo l'intero tessuto locale produttivo del territorio. Non c'è dubbio, e non solo del comune di Tadassuni, ma diciamo del Wiltshire in generale. Per
entrare nel dettaglio di come si sviluppa il progetto, lascerei la parola a Sandro Murtas. Sandro Murtas, presidente di Badesaliges 1879, che come vi dicevo è l'APS che segue proprio progetti di sviluppo locale in territori rurali e periferici, come il progetto di Tadasuni, che nella completezza del suo nome è Tadasuni 2030, perché si guarda 2020-2030, si guarda proprio, questa è la visione di sviluppo. Ecco, Sandro Murtas spiega, durante la giornata che abbiamo seguito, ha spiegato nel dettaglio il progetto di Invest in Tadasuni e Riabitare in Tadasuni. Ve lo proponiamo. Quando si rappresenta il futuro di un paese si inizia a ragionare proprio di nuove funzioni del paese, di nuovi possibili impieghi degli spazi, dei luoghi, degli edifici e di come quei luoghi ripensati, rifunzionalizzati possono ospitare non tanto e non solo le persone del paese che già ci vivono, ma quelle che potrebbero arrivare. Dobbiamo essere consapevoli di qual è il patrimonio. Questa è una rappresentazione, ad esempio, delle piste ciclabili, della possibilità escursionistica. Vado un po' veloce per suggestioni. Immaginate che sin qua però siamo nella storia. Tutto sommato sin qui non abbiamo fatto la differenza e dobbiamo rappresentare la possibilità di investimento a Tadasuni. Allora, questo ideale viaggiatore europeo, stiamo rappresentando la possibilità di intraprendere una sua fase di vita. Queste sono le suggestioni che l'amministrazione andrà a recuperare e vedremo se la comunità è d'accordo o no. Ma vedete il primo ragionamento, la vivibilità del paese. Quel tracciato azzurro rappresenta l'idea, la suggestione dello spostamento della provinciale. E questo tracciato viceversa è quello che abbiamo percorso, che se pedonalizzato avrebbe potuto consentire una migliore fruizione degli spazi di luoghi. Tenete conto che quello che stiamo dicendo ha una valenza economica, perché la proprietà immobiliare delle case lungo la provinciale raddoppierebbe o triplicherebbe se ci fosse la zona pedonale. Sinché ci si affaccia sulla provinciale, passano i camion e il pullman, dal punto di vista della prospettiva di investimento, quella cosa sta alla -2, non sta alla +2. Ci siamo detti, peraltro, che Tadasuni non è nota per, diciamo, le opere architettoniche, e abbiamo ideato il percorso che in piccola parte avete potuto fruire, quindi delle installazioni, delle opere disseminate. Perché? Perché l'idea forza della nuova funzione del Tadasuni è il luogo nel quale puoi vivere bene, è un paese pedonale, cioè ci si sposta per raggiungere luogo a luogo camminando in una modalità, diciamo, anche mentale, che dobbiamo pensare, noi forse la stiamo soffrendo, ma vi posso garantire che ci sono milioni di persone che la desiderano. E da Tadasuni poi vi abbiamo portato a Samugheo per Mugliose e Marigas, il festival dell'agroalimentare, che è andato oltre la semplice manifestazione vetrina per mettere a sistema le eccellenze del territorio, le eccellenze del settore agroalimentare e creare così nuove opportunità di sviluppo attraverso progetti e workshop creati su misura, anche in questo caso per combattere lo spopolamento. Ritorniamo a Samugheo. Una delle chiavi di crescita diventa appunto la valorizzazione delle imprese locali. Si tratta di veri e propri piani di sviluppo locale che partono dall'amministrazione comunale e puntano alla valorizzazione, alla promozione, ma perché no alla vendita dei prodotti. Samugheo lo fa, Samugheo lo ha fatto con un evento, partendo da un evento Mugliose e Marigas, un evento che si è declinato in 2 giorni tra convegni B2B e laboratori esperienziali, dove l'obiettivo è stato quello di mettere le imprese dell'agroalimentare al centro. Sostengo sempre che i primi a non avere consapevolezza di ciò che possediamo e quindi dei valori e quindi dei marchi che potremo promuovere e vendere nel mercato siamo noi sardi. In questo caso abbiamo infatti voluto completamente trasformare ciò che era stato sino ad allora una sagra,
in realtà, in qualcosa di concreto che avesse quindi dei ritorni in termini di business, creando un incontro B2B. Un incontro B2B peraltro con delle aziende, con dei buyer della Gallura, quindi sarde, che lavorano però con il mercato internazionale perché lavorano in Costa Smeralda e la loro clientela è per la maggiore clientela internazionale. Perché ho voluto fare questo? Perché sono del parere che sia importante intanto generare, creare consapevolezza e lavorare in prossimità. Mi spiego, se le aziende dell'agroalimentare di Samugheo non sono conosciute in un mercato che è quello sardo, che ha una capacità di spesa e di acquisto ovviamente superiore rispetto ad altre zone, non ha gran senso andare a fare delle azioni di internazionalizzazione, cioè non ha grande senso andare oltremare se ancora all'interno dell'isola non è avvenuto quel passo necessario per creare conoscenza, consapevolezza, brand awareness, come si dice in inglese, di quello che Samugheo ha da esprimere. Quindi nel B2B ho portato delle aziende galluresi, e non solo in realtà, anche della zona del Cagliaritano, a conoscere queste aziende e a creare dei presupposti per una collaborazione del 2025 che poi in soldoni significa riuscire a vendere il proprio prodotto attraverso questi venditori a loro volta del prodotto sardo. E poi uno dei temi ricorrenti di questa, ma anche della precedente stagione di Sardegna Impresa Talk, è stata la parità di genere. Ce ne siamo occupati entrando nel dettaglio di un progetto europeo, Europe Plural Feminine, che vede la Sardegna giocare un ruolo da protagonista nello sviluppo di proposte e di strategie per superare ancora il mismatch uomo-donna. Capofila del progetto a livello Italia è la Confcommercio Nord Sardegna e noi abbiamo seguito una delle tappe di questo progetto. Ve la ripropongo. Noi di Sardegna Impresa Talk abbiamo seguito uno degli appuntamenti in Sardegna di EPF incentrato sull'occupazione e la disoccupazione delle donne nella nostra isola. Un evento che ha coinvolto ovviamente i responsabili del progetto europeo ma anche le istituzioni e il mondo datoriale. E in questa occasione abbiamo incontrato Alberto Marrone, direttore di Confcommercio Nord Sardegna e referente del progetto EPF. Lo sentiamo. È un progetto finanziato dall'Unione Europea, è un progetto finanziato nell'ambito del programma CER e si articola nell'arco di 2 anni. È iniziato a marzo del 2024 e terminerà a marzo 2026. Si articola con una serie di incontri locali, circa uno al mese, e locali, quindi a livello territoriale, e con incontri internazionali, global meeting. L'obiettivo del progetto è quello di esplorare e promuovere quelli che sono la parità di genere e la non discriminazione. Ovviamente questo interessa prevalentemente le donne, ma è un discorso che va inteso a più ampio raggio, perché alcuni aspetti interessano invece anche gli uomini, tipo appunto la parità di genere, nel senso che se ci sono interventi che vanno a favore ad esempio degli uomini, quale la cura dei familiari, questo di conseguenza va a favore anche delle donne, che attualmente invece ad esempio in quel tema hanno la maggiore occupazione. La Confcommercio Nord Sardegna è capofila del progetto e è un consorzio internazionale perché ci sono altri 6 partner nel consorzio. La situazione attuale a livello europeo è sicuramente una tra le migliori a livello mondiale, però ci sono ancora tanti ambiti in cui bisogna lavorare. Ad esempio nell'ambito dell'imprenditoria del lavoro emerge con chiarezza che le donne rispetto agli uomini hanno una paga inferiore, circa 10-12%. Emerge il fatto che soprattutto nell'ambito del Consiglio di amministrazione la rappresentanza femminile è ancora molto inferiore rispetto a quello che ad esempio le direttive europee adesso ci impongono, perché le direttive impongono a partire proprio da quest'anno una percentuale circa del 40%, mentre noi in Italia arriviamo al 30%. Questo discorso vale un po' anche a livello di politica, nel senso che ad esempio a livello di Parlamento italiano su 600 circa parlamentari solo 219 sono donne e quindi sono degli spunti da cui partire per dire che ancora c'è da lavorare. A livello di Sardegna diciamo che ci attestiamo per quanto riguarda l'imprenditoria femminile in un buon
livello, perché comunque l'imprenditoria femminile in Sardegna a livello italiano è tra le più presenti, su 1000 imprese sono circa 253. E c'è da sviluppare anche lì l'aspetto relativo al welfare, perché senza l'assistenza familiare, il carico soprattutto appunto delle cure familiari, ma si concilia con il lavoro e quindi non c'è la progressione delle carriere, le donne devono rinunciare spesso al lavoro quando hanno uno o più figli e c'è da lavorare anche lì. Si farà un incontro finale dove verranno raccolti un po' tutti quelli che sono i documenti e le riflessioni emerse in questi 2 anni. Ecco, il principio della parità di genere sul posto di lavoro, anche in termini di retribuzione, di parità di diritti, è affrontato a partire dal Trattato di Roma. Ma se l'Europa, l'abbiamo sentito anche nella clip, è considerata tra le aree più rispettose per la parità di genere, in realtà l'analisi mostra che anche le nazioni più avanzate hanno bisogno di lavorare su pregiudizi e abitudini. Pregiudizi e abitudini che portano, nelle parole di Desiree Almamanca, assessora regionale al lavoro, una differenza salariale definita abissale. La sentiamo. Particolare attenzione alle donne, e questo non per andare a incidere e a, come dire, svalorizzare l'uomo, ci mancherebbe altro, però la difficoltà oggettiva delle donne rispetto all'uomo, insomma, non la devo descrivere. Bisogna lavorare tanto, tantissimo. La differenza salariale tra una donna e un uomo a pari livello è abissale, su questo bisogna intervenire soprattutto a livello nazionale. Noi ci siamo, l'obiettivo è quello di accompagnare maggiormente la crescita in generale della regione sarda, dei nostri giovani, ma anche la riqualificazione di chi non è così tanto giovane, di chi ha perso il lavoro e ha una grandissima difficoltà ad essere nuovamente rioccupato. Per fare questo bisogna sforzarci tutti insieme, perché bisogna rivoluzionare la concezione dell'imprenditore sardo, bisogna rivoluzionare la concezione di una regione, di un'istituzione che non è contro i cittadini, ma deve affiancare, tutelare ed accompagnare il cittadino. Quindi questo per noi è il nostro obiettivo. Quindi parità di genere anche sul lavoro e quindi dal lato economico. E poi, a proposito di economia, non potevamo certamente tralasciare l'economia del mare, che vede nella nautica uno dei motori principali di sviluppo dell'intera Sardegna, isola che ospita anche una delle fiere più importanti a livello nazionale del settore. E allora noi siamo andati a seguire l'evento per entrare nei meandri del sistema della Blue Economy e lo abbiamo fatto prioritariamente cercando di capire qual è il ruolo della regione. Investire il più possibile, mettendo a disposizione innanzitutto dal punto di vista infrastrutturale tutto quello che è necessario perché il comparto della nautica in Sardegna dal punto di vista delle produzioni possa svilupparsi, quindi investire sulle aree industriali, investire sulla portualità, investire anche e soprattutto a favore di quelle aziende che possono e credono che un vero business può nascere da una vera attività industriale legata al settore nautico. E tra le voci più importanti, guardando al futuro del settore, c'è quella della formazione. La Sardegna può diventare un hub di manodopera specializzata, di ingegneri navali. Il corso di laurea nel settore aeronautico, annunciato proprio durante la fiera, sempre con l'Università di Cagliari come protagonista, rappresenta un'opportunità realmente importante. Per coglierla però è necessario quello che Francesco Mola, rettore dell'Università di Cagliari, chiama il giusto mix tra università, imprenditoria e amministrazioni pubbliche. Andare a lavorare sulle specialità e farlo non da soli in maniera autoreferenziale, ma andare a cercare quel giusto mix tra imprenditoria, tra università, tra amministrazione e amministratori, quindi permettetemi di dire tra buona politica e buon governo, nel senso che praticamente da soli non si va da nessuna parte. Avere l'università accanto al mondo imprenditoriale, sui territori,
c'ha un valore non solo per la formazione del momento, il tipo di ricerca ormai è sempre più spinta e quindi richiede un lavoro congiunto, ma c'è un problema fondamentale, cioè che è quello che una volta che le persone hanno conseguito la laurea non vanno abbandonate. C'è il lifelong learning, che è un tema troppo importante. E quindi soltanto quando esiste un'università forte accanto a un'imprenditoria forte che si riesce a costruire questo. Grazie. E un plauso all'iniziativa sarda e al contributo della Sardegna allo sviluppo della nautica italiana, che leader mondiale ed eccellenza nel settore arriva direttamente dal presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. L'Italia, dice, è il primo paese al mondo per esportazioni, per produzione di super yacht, e la Sardegna in tutto questo gioca un ruolo da protagonista. Sentiamo. Siamo al fatturato di 8 miliardi e mezzo alla produzione, 4 miliardi e mezzo all'export, primo paese al mondo del settore per esportazione. Siamo leader mondiali da decenni, ormai siamo in Champions League da anni. Grazie per quello che avete fatto, che state facendo per il settore, perché questo contribuisce a rafforzare ancora più la nostra leadership. E quindi eccoci qui, il nostro viaggio volge al termine con l'augurio di potervi ritrovare presto per una nuova stagione di Sardegna Impresa Talk. Grazie per essere stati con noi, a presto.